Ieri sera si è svolto ad Aragona il Gala Mariano dell'Aurora, scritto e diretto da Pippo Calandrino. Un pubblico emozionato ha assistito a una rappresentazione voluta dal parroco Don Angelo Chillura, che ha proposto in questo modo un momento di preghiera, musica e poesia alla sua comunità. Applausi scroscianti per il coro Magnificat e il suo maestro Lilia Cavaleri e per Giovanna Cavaleri, il coro diocesano e il suo maestro Gabriella Fazzi, l'associazione bandistica Bellini diretta dal maestro Carmelo Mangiona, i musicisti nella liturgia Salvatore Cipolla, Michela Camilleri, Vanessa Capraro, Anna Grazia Montalbano, Fausto Bruccoleri e la presentatrice Margherita Trupiano. Don Angelo, oggi una manifestazione dedicata a Maria in questo concerto voluto da Pippo Calandrino qui ad Aragona nella Chiesa Madre. Un momento bello, emozionante, ricco di fede, di devozione. Abbiamo ascoltato, ma non soltanto ascoltato, abbiamo partecipato ai canti proposti dal coro Magnificat, il coro diocesano, la banda Vincenzo Bellini e vari protagonisti che hanno arricchito questa serata per lodare Maria. Tutto questo avviene in un momento in cui la comunità di Aragona si prepara a celebrare il 13 maggio la festa della Madonna di Fatima, una festa che ad Aragona è molto sentita, molto partecipata, che ha avuto inizio nel 1950, quando il cardinale Ruffini volle incoronare la Madonna di Fatima regina d'Aragona, ed è stato sempre un crescendo, la devozione è sempre aumentata ed è molto radicata. La gente ad Aragona è molto religiosa, è molto attenta ai contenuti evangelici e ha anche una grande devozione alla Madonna. Io devo sempre esprimere gratitudine al Comitato della Madonna di Fatima, perché con il Comitato c'è una piena sintonia e si programmano tante attività, sia religiose, celebrazioni, momenti di preghiera, processioni, recita del rosario nei quartieri, ma poi si arricchisce questo momento religioso con altre iniziative che hanno un valore culturale e sociale. Questa sera abbiamo vissuto questo momento emozionante di questi canti proposti da questa manifestazione dell'Aurora, però il Comitato è anche attento alle problematiche sociali. Nel mese di maggio propone anche momenti di crescita, di conoscenza della storia. Il 27 maggio verrà presentato un libro sugli zolfatai e le miniere di zolfo di Aragona. Il giorno 30 si farà la prima giornata delle memorie dei caduti e delle vittime del lavoro di quelli che sono morti nelle miniere, cioè un comitato che veramente lavora ad ampio raggio. Ecco, per questo le iniziative si possono realizzare, perché nelle parrocchie c'è questa bellissima collaborazione di tanti laici che in maniera generosa ma anche con impegno fedele si spendono per il bene della comunità. Pippo Calandrino è il regista di questa manifestazione che si è svolta qui in onore alla Madonna ad Aragona, un evento che riesce sempre a catalizzare l'interesse della gente. Dell'Aurora è un gala mariano, quindi è una bellissima esperienza per chi partecipa e per il pubblico, che è sempre numeroso e ci gratifica veramente col suo affetto. Un evento che tu hai creato 14 anni fa per un'ispirazione avuta a Roma e che ancora oggi riscuote tanto interesse, che in ogni caso tu aggiorni sempre costantemente in ogni esibizione. Ma abbiamo iniziato in effetti qualcosa partito più o meno 14 anni fa. Un'ispirazione, sì, è vero, un'ispirazione. C'è stato un preciso momento in una basilica romana durante una messa, il canto finale fu dell'Aurora e io mi unii al coro cantando il ritornello, e in quel momento sentii forse proprio quasi l'esigenza di scrivere qualcosa, di creare qualcosa per la Madonna. Cominciai, tornato a casa, cominciai a scrivere questi versi, queste cose, e nacque così lo spettacolo. Ho coinvolto i miei amici musicisti, il maestro Graziella Fazzi con il coro diocesano,
il maestro Lilia Cavaleri con il coro Magnificat e il maestro Carmelo Mangione con l'associazione bandistica Vincenzo Bellini, che hanno sposato subito l'idea e così è nata dell'Aurora.